trattori in fondo sono una cosa che testimonia la grande partecipazione di questa serata. Perché la CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori, aderisce a questa manifestazione? Aderiamo perché siamo primariamente contro il consumo di suolo. Noi non siamo contro lo sviluppo in generale, noi non siamo di quelli che dicono no e basta, siamo propositivi come voi oggi. Noi siamo qui per dire: vogliamo un territorio sviluppato, abbiamo bisogno che le nostre produzioni arrivino puntuali, veloci e precise, ma non abbiamo bisogno di un territorio intasato, non abbiamo bisogno di strade inutili, non abbiamo bisogno di zone industriali inutili. Siamo stanchi di soluzioni senza problemi. Noi vogliamo prima che ci dicano qual è il problema. C'è un problema di occupazione, c'è un problema di traffico, c'è un problema di trasporto. Diteci qual è il problema e poi lo risolviamo. Vogliamo che quest'opera sia fatta magari in affiancamento a qualcosa che c'è già, riutilizzando qualcosa di dismesso. Cosa ne faremo delle decine di migliaia di costruzioni già adesso vuote, capannoni, case, appartamenti? Per chi le abbiamo costruite? Voglio condividere con voi l'articolo 9 della nostra Costituzione, che dice così: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Grazie. Grazie. Dobbiamo cercare di rimetterci insieme e ricreare un tessuto sociale. Penso che questa manifestazione possa essere l'inizio di una presa di consapevolezza che ormai credo che abbiano, spero che abbiano la maggior parte delle persone, perché uccidendo il pianeta stiamo uccidendo anche noi soffriamo insieme alla terra e sempre si sente parlare del sud del mondo, ma non si ricorda mai che il nord del mondo soffre di depressione, soffre di malattia mentale e quindi stiamo soffrendo tutti, tutta la terra soffre, tutti gli uomini soffrono, le donne soffrono, i bambini stanno soffrendo anche loro, perché nessuno gli insegna più a riconoscere un albero, a dire che nome ha. Questa è una cosa allucinante, a me mi viene proprio dal cuore, mi viene da piangere, perché è una situazione che noi dobbiamo affrontare e noi pensiamo adesso non abbiamo più religione, no? Però la vera religione che tutti seguono è la religione dello sviluppo. Si parla sempre di sviluppo e si chiudono i problemi dentro delle parole. Una persona dice una parola, dice sviluppo sostenibile e il problema è risolto. E le categorie mentali sono sempre le stesse, capito? L'informazione non è più informazione perché si parla di cose che non esistono. Nessuno pone più i problemi delle cose, nessuno cerca più delle soluzioni creative. Allora io sto parlando a nome dei giovani, però io penso che l'unica, forse differenza è che i giovani hanno una grande forza, hanno questa energia e questa energia però va incanalata e va guidata dalle persone che hanno l'esperienza e hanno la coscienza e hanno la consapevolezza ancora della terra. Grazie. Confesercenti è un'associazione del commercio e del turismo. Abbiamo aderito a questa manifestazione perché abbiamo condiviso i contenuti del manifesto del comitato promotore, che sono tutti contenuti ragionevoli e condivisibili, perché vedete, i promotori delle iniziative che si vogliono realizzare in questo territorio dicono che queste iniziative servono per il progresso e per la ricchezza di questo territorio. Io invece sostengo che questi interventi porterebbero arretratezza e impoverimento di questo nostro territorio, perché si vogliono realizzare dei mostri e i mostri sapete che cosa fanno? I mostri si mangiano tutto quello che gli sta attorno, si mangiano il territorio, si mangiano i nostri centri urbani, le nostre città, si mangiano questo territorio che tra l'altro è riuscito a realizzare un'economia pulita, rispettosa
del territorio, che è legato soprattutto all'economia del turismo, che interventi come questo metterebbero tranquillamente, va bene, fuori gioco. Si mangiano la coesione sociale, perché noi in questi nostri comuni, in queste nostre città, va bene, sappiamo stare assieme, perché abbiamo delle piazze, abbiamo dei luoghi dove trovarci. Questi interventi come Veneto City, va bene, sono fatti per desertificare queste nostre città. Allora io sono tra quelli, assieme alla mia organizzazione, che da anni contrastano questo tipo di interventi, e per questo motivo io ringrazio il Comitato e tutte quelle associazioni e comitati che hanno aderito a questa iniziativa, perché io assieme a voi mi trovo molto bene come associazione degli imprenditori del commercio e del turismo di questa provincia, ma in particolare di questa importante e bella area della nostra provincia che è il Milanese. Grazie e buona serata. Grazie Riviera, grazie Cat, grazie per questa meravigliosa manifestazione che ha superato ormai i confini di questo territorio, diventando un esempio di resistenza per tanti territori che vogliono considerare il territorio un bene comune. Io sono qui oggi per dire che c'è un altro bene comune, un bene comune per eccellenza, ed è l'acqua, che vogliono privatizzare attraverso un decreto. Per questo nella prossima primavera saremo chiamati a votare 2 sì per l'acqua come bene comune, 2 sì per impedire che sull'acqua si facciano i profitti, 2 sì perché la battaglia per l'acqua è una battaglia di civiltà, perché l'acqua è un bene essenziale di cui non può essere privato nessun essere vivente. Ma voglio ricordare che c'è un terzo sì non meno importante, il sì per abrogare una sciagurata legge del governo che vuole reintrodurre il nucleare in Italia. Lo sappiamo tutti che il nucleare è insicuro, che il nucleare è pericoloso, che il nucleare non serve per risolvere i problemi climatici. Per risolvere i problemi climatici, per avere energia, occorrono le energie rinnovabili. Lo stanno facendo i tedeschi, con il loro pallido sole stanno facendo 10 volte più di noi con le energie rinnovabili. Ebbene, che cosa hanno fatto l'altro giorno? Hanno fatto un decreto per ammazzare gli incentivi per il fotovoltaico. Domani a Padova i lavoratori sono in sciopero, i lavoratori del fotovoltaico, per difendere l'occupazione. Nei nostri comitati ci sono gli imprenditori disperati che ci dicono: ma come? Stiamo dando occupazione, stiamo dando energia pulita, stiamo dando energia che tutela la salute dei cittadini, e ci viene tolta questa possibilità di sviluppare questo settore innovativo, questo settore che è il settore del futuro. Perché lo fanno? Lo fanno per una semplice ragione, perché vogliono preparare la strada al nucleare. Noi confidiamo nell'intelligenza dei cittadini per affermare invece un futuro, che è il futuro delle rinnovabili, è il futuro dell'efficienza energetica, è il futuro per raggiungere i famosi 320 dell'Unione Europea, 20% in meno di emissioni di CO2 nell'atmosfera, 20% di risparmio energetico, 20% di rinnovabile. Questo è il futuro. Io credo che riusciamo a capire l'importanza di questa bellissima iniziativa se ci rendiamo conto che il territorio non è un giardino delle favole, che il territorio è un luogo di conflitti. Il conflitto più grande, più aspro,
quello al quale partecipiamo, è il conflitto tra due modi di vedere il territorio. Il territorio come la città dei cittadini o il territorio come macchina per fare i quattrini. Noi vogliamo il territorio per vivere meglio, per recuperare un rapporto con la natura che ci permetta di chiamare gli alberi col loro nome, che ci permetta di far nascere uno sviluppo che sia lo sviluppo dell'uomo e non uno sviluppo dell'economia, che ci permetta di andare a scuola, al mercato, al giardino, al parco pubblico, a piedi o su itinerari protetti, di raggiungere i luoghi col sistema pubblico funzionante, di avere case a buon mercato per chi ha bisogno di avere case a buon mercato. Vogliamo un territorio organizzato così. Vogliamo un territorio che rispetti il paesaggio e quindi l'articolo 9 della Costituzione. Però c'è chi vede il territorio come una macchina per fare i quattrini. Autostrade, case, città della moda, Veneto City, Tessera City, chi più ne ha più ne metta, ma soprattutto distruggere le regole, distruggere quelle regole che consentono di pianificare il territorio, di dare spazio alla democrazia, alla partecipazione, distruggere le regole della nostra Costituzione. Purtroppo quelli che usano il territorio come macchina per fare i quattrini hanno una grande forza, sono potenti, hanno i soldi, controllano l'informazione, hanno accesso alle stanze degli assessori senza chiedere permesso. Adesso si vuole dare ancora più potere a questi, si vuole modificare la Costituzione, non so se avete letto le modifiche alla Costituzione che hanno preparato, far diventare i controlli sulle attività economiche controlli ex post, cioè dopo tu bruci qualcuno, qualche operaio in qualche forno e dopo sarai controllato, non c'è una regola prima. Tu costruisci in campagna, non è il piano regolatore che ti dice dove puoi costruire, costruisci dove vuoi. Se sbagli e costruisci male, dopo qualcuno ti sgriderà. Di fronte a questa forza di chi vuole il territorio come macchina per fare i quattrini, noi gli altri abbiamo una sola forza, che è quello di lottare insieme, di unirci, di legarci, di superare l'ideologia del difendere il nostro giardino senza guardare quello del vicino, di passare tutti quanti dall'io al noi, di congiungerci in un'unica rete. Mi pare che quello che sta succedendo in tutte le piazze d'Italia oggi, difendendo la Costituzione, la scuola pubblica, e qui su questa riviera con questa manifestazione, siano tutte forze che convergono nella stessa direzione. Più unità, più condivisione. Seguiamo ancora lo splendido esempio che i comitati ambiente e territorio che CAT ci dà. Grazie a tutti.